Veneto Banca non aveva già più soldi al termine della gestione Consoli Trinca e gli amministratori che hanno preso il loro posto avrebbero dovuto affrontare il fallimento anziché prorogare l'agonia della struttura e dei risparmiatori. Questa è la valutazione del perito del Tribunale di Treviso e da ieri anche quello della Corte d'Appello di Venezia. Quasi 1 miliardo di euro di passività il 25 giugno 2017, ovvero quando iniziò la procedura di liquidazione. Il 22 ottobre ci sarà l'udienza per la discussione della consulenza, con conseguenze importanti e non solo per la cessione a Banca Intesa. Lo conferma chi a Treviso ha presentato per primo l'istanza di insolvenza. Si apre la possibilità di accertare eventuali reati fallimentari, che potrebbero coinvolgere non soltanto l'amministrazione Consoli Trinca, ma anche coloro i quali a quell'amministrazione sono succeduti. Quindi volti e nomi che hanno cercato di raddrizzare una barca già stando alle perizie abbondantemente affondata. Aver ignorato l'insolvenza porta dritto al reato penale di bancarotta, che allungherà i tempi del processo sul dissesto finanziario, ora a rischio prescrizione, ma che però sotto il profilo dei rimborsi agli azionisti, secondo l'avvocato Fadalti, conterà davvero poco. Che cosa ci guadagnano i risparmiatori da questa sentenza possibile? In termini di risultato economico assolutamente nulla, in termini di soddisfazione morale tantissimo.